Salin Brotto Galizzi, Parolin Nicora Cocconcelli. Forza ragazze, tra qualche minuto inizieremo con la premiazione dei 400 stile libero ragazze e assolute femmine. E dunque in vasca con questa prima serie, miglior tempo di iscrizione quello di Fabio Lombini in corsia numero 4, per lui nazionale giovanile in occasione degli Euro Junior 2016 e soprattutto il grande salto nella passata stagione, per lui Universiadi a Taiwan nella capitale Taipei, è stato finalista e quarto con la staffetta 4x200 stile libero della nazionale azzurra. Al suo fianco abbiamo detto di Matteo Furlan, anche lui nazionale maggiore in occasione dei mondiali di Budapest 2K17, argento nella gara più lunga del programma, i 25 km in acque libere. Situazione dopo i primi 100 metri, Riccardo Cervi con 55,76 a condurre, poi proprio Lombini e Furlan. Riccardo Cervi lassù in alto in prima corsia, ancora in vantaggio 29-23 i suoi terzi 50 metri, Lombini 29-25, Ceccon Thomas 29-93, si è riportato in terza posizione di Ceccon, più volte abbiamo ricordato, davvero super stagione per lui, nazionale giovanile, Euro Junior e EIOF, innumerevoli titoli a livello giovanile. Passaggio di metà gara, la virata è quella dei 200 metri, Riccardo Cervi 1.55.13, 30.14 l'ultimo tratto, Lombini che pian piano risale, guadagna un secondo, 29.10 e Ceccon 30.23. Fabio Lombini, specialista proprio dello stile libero, le gare preferite senza dubbio 200 e 400, tant'è che sorpassa e scappa nella seconda parte di gara, siamo ancora abbondantemente sotto i 30, 29 e 23 per lui, 30 e 23 per Cervi e Ceccon che continua a navigare in terza posizione, 29 e 74, attenzione anche al possibile rientro proprio di Furlan che è specialista proprio delle lunghissime distanze dello stile libero. Fabio Lombini 29,00, Cervi 30,86, Ceccon 30,41, Furlan 30,30. Vediamo anche questo tratto per Fabio Lombini, 28,95, ne ha ancora il portacolori del Dacher, lanciatissimo davvero verso una bellissima prestazione qui nella vasca di Rosà, alle sue spalle è lotta per le medaglie con Cervi e Ceccon, davvero vicinissimi, separati da pochissimi centesimi, mentre noi là davanti accogliamo il dominatore assoluto, il record è 3,54 e 27, vediamo il crono di Lombini, 3,50 e 85, dunque arriva il primato della manifestazione. Sprint per la seconda posizione vinto da Ceccon, 3,57 e 64 e Cervi